Eder. Mech. Pallister. Possiamo solo immaginare le remore, le angosce e le paure che ti hanno impedito di parlare fino ad ora, ma adesso devi trovare il coraggio di dire tutto ciò che sai. Solo in questo modo il suo assassino potrà essere assicurato alla giustizia e la mamma potrà finalmente trovare la pace. A lei come viene in mente che la signora avesse un barattolo in mano? L'assassino solo poteva saperlo, ma lei come fa a sapere questo dettaglio? Io non so cosa dire su questo. Ce l'avevo fra i piedi, impossibile non vederlo. Nell'intervista ho esagerato affermando di essermelo trovato tra i piedi. Io ricordo di aver sentito il rumore del vetro quando ho aperto la porta. Io non sapevo che mentire ai giornalisti potesse avere valore di prova. Se vogliamo è uno degli aspetti forse meno controversi. Per noi è chiaramente il fatto che ribadisce a Loris che l'ha trovata lei. Non vedo perché dovrebbe dire una cosa diversa, posto che Loris non ha mai detto che la sorella gli ha dato una versione alternativa, quindi anche quello è un aspetto. Però vedi, tra le varie dichiarazioni rese, sia nelle SIT che chiaramente in interrogatorio, di anomalie molto più vistose e gravi di questa, ce ne sono circa 300 e domani dovrà rispondere a un sacco di domande. Da Silva non vede l'ora di guardarla in faccia durante la sua deposizione e lei sa benissimo che Da Silva ci sarà. Ci aspettiamo che possano chiedere che possa in qualche modo essere protetta da qualche paravento o quant'altro, ma lei non ha il diritto a essere sentita come persona in qualche modo da tutelare, perché è intanto indagata per favoreggiamento, è chiaramente maggiorenne da un bel pezzo, quindi non riteniamo che ci possano essere gli estremi. Da Silva con lei non ha mai avuto atteggiamenti minacciosi, né mai si è lamentata lei di questo, quindi chiaramente credo che Da Silva abbia il diritto di confrontarsi con la sua accusatrice in questa fase, pieno, anche dal punto di vista visivo. Quindi sarà un momento estremamente interessante, a cui stavolta però non potrà sottrarsi e chiaramente non avrà vicino, diciamo, eventuali suggeritori. Non eravamo tornati a casa, devo dare le chiavi. Questo non lo so, però se ripetevo di continuo, questo non è sotto sequestro. E la più senti. C'è tutto quello che pensavo. E comunque scrivo la lettera come la dai. Scrivo la lettera per dargliela. La scrivi, la suoni lì. E se l'ho protata forse perché ho pensato di fare diversamente. E la stessa non hai fatto niente. Non hai fatto niente. Tutto quello che ha raccontato Manuela non è vero. Lei vuole accusarmi. Sta mentendo e lo sta facendo solo per incastrarmi. Alle 6 mia moglie è uscita per andare al lavoro. Io invece aspettavo Manuela nudo e praticamente pronto, perché noi avevamo una relazione. Lei ha suonato e subito mi ha detto che c'era un'anziana che si era fatta male in garage e che non aveva capito chi fosse. Il rapporto con lei io l'ho sempre considerato come un gioco, ognuno aveva la propria vita. Fingevo con lei. Capitava certo che le facessi dei regalini, ma lo facevo semplicemente perché se una donna la paghi per stare insieme, non fai dei gesti gentili. Altrimenti sì. Per noi africani è normale avere più mogli, anche di altre religioni. Ogni volta che Valeria viene a trovarmi in carcere, nonostante mi abbia perdonato, continua a rinfacciarmi la relazione con Manuela. Mi dice che se non fossi andato con lei, adesso non mi troverei in questo guaio. Se analizziamo il dialogo tra Manuela e Loris in cui lei sembra istruirlo sulle informazioni da dare e prendiamo nello specifico la frase "è sempre stata lì", possiamo notare dal tono e dal cenno che fa che quella sia la versione da dare, ma che effettivamente
Il corpo potrebbe essere stato lasciato in vista nella corsia del garage per permettere ad altri di ritrovarlo. Considerando che l'uscita dai garage delle auto prevede il passaggio laterale rispetto alla corsia del Civico 31, quindi chiunque uscendo lo avrebbe visto e che soltanto in seguito sia stato deciso di riposizionarlo all'interno del vano. È anche probabile che la messa in scena dei capelli pettinati all'indietro, che come più volte sottolineato da Manuela, rendeva la donna molto somigliante alla madre di John, fosse stata studiata e messa in atto affinché la trovasse lui scendendo nel vano. Potrebbero inoltre anche aver pensato che il ritrovamento fatto da altri avrebbe messo Manuela in una situazione di troppa estraneità, visto anche il legame affettivo con la vittima e l'estrema vicinanza fisica delle abitazioni, che sarebbe risultata sospetta. Quindi potrebbero aver concordato che la trovasse lei, ma non riconoscendola per far credere di non sapere chi fosse e non avere a che fare con quella situazione. Inoltre, Pierina quella mattina sarebbe dovuta andare da Giuliano, che non vedendola arrivare avrebbe potuto telefonarla e poi telefonare Manuela per chiedere se sapesse qualcosa della madre. A quel punto Manuela al telefono con Giuliano non avrebbe potuto fingere di non sapere o inscenare ritrovamenti con lui al telefono. Quindi anticipa la cosa e poi avvisa nella chat di famiglia scrivendo è stata ritrovata, sempre a tener distacco. Occorre fare indagini sul mio ex cognato. Sono sicuro che si sia trattato di un vigliacco e brutale femminicidio e credo che occorra fare indagini su di lui, che non voleva perdere il controllo su di lei né la stabilità economica che il rapporto comportava. Secondo me bisognerebbe indagare anche sui rapporti con il figlio di Visintin, sua moglie e la cerchia dei loro amici. Di recente sono affiorate rilevanti novità in merito al fascicolo vuoto riguardante Emanuela Orlandi, la giovane cittadina vaticana misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma. Un enigma che da anni appassiona e interroga l'opinione pubblica italiana e non solo. Nel mese di gennaio, presso l'Archivio Centrale dello Stato, è stato rinvenuto un fascicolo che, purtroppo, risultava privo di documenti al suo interno. Il fascicolo conteneva semplicemente una copertina, il cui titolo recitava Scomparsa di Emanuela Orlandi. Questo faldone faceva parte delle carte trasferite nel 2017 dal Ministero dell'Interno, in seguito alla direttiva Renzi, volta a desecretare vari documenti relativi alle stragi nazionali. A fare questa scoperta è stato il giornalista Giampaolo Pellizzaro, un consulente della commissione di inchiesta incaricata di far luce sulle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. I documenti in questione provengono dall'ambito della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'Interno e sono custoditi nel deposito decentrato del Ministero situato lungo la circonvallazione Appia. Il fascicolo è costituito da 4 fogli e una copertina, mentre ulteriori 3 fogli allegati elencano gli atti originariamente contenuti, i quali, per ragioni ancora ignote, non sono stati trasferiti. Lo stesso senatore Andrea De Priamo, durante un'ispezione all'Archivio Centrale, ha confermato l'esistenza di questo fascicolo, constatando di persona la sua assenza di contenuti. Recenti sviluppi, riportati dall'agenzia di stampa Ad Kronos, affermano che esiste la possibilità che i documenti mancanti siano stati, per motivi non chiariti, trattenuti presso l'ente originatore, ossia la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, l'ex UCIGOS. Questa supposizione è stata riconosciuta dal presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, Andrea De Priamo, il quale ha sottolineato l'importanza delle indicazioni ricevute dalla dottoressa Simona Greco, responsabile delle raccolte speciali dell'Archivio Centrale dello Stato. Secondo la dottoressa Greco, a seguito della direttiva Renzi, alcuni enti hanno interpretato in modo restrittivo la necessità di trasferimento documentale, inviando solamente i titoli e non gli interi fascicoli. Al contrario,
Le agenzie di sicurezza hanno adottato un approccio più completo, riversando intere serie archivistiche e quindi consentendo una visione più completa e contestuale. Questo ha portato all'ipotesi che non tutti i fascicoli siano stati consegnati all'archivio in modo esaustivo. In seguito alla scoperta e alle analisi preliminari, l'ipotesi suggerita all'equipe della Commissione parlamentare di inchiesta è che i documenti mancanti possano essere ancora presenti negli uffici della Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione. Al contempo, la Commissione ha inoltrato una richiesta formale per accedere a quei documenti all'Archivio Centrale dello Stato già da gennaio. Ci aspettiamo una risposta dal Viminale, ha dichiarato il senatore De Priamo, augurandosi di ottenere accesso a racconti finora sconosciuti, come eventuali scambi di lettere e corrispondenze tra l'avvocato Gennaro Egidio, che rappresentava le famiglie Orlandi e Gregori, e il Ministero degli Esteri nel 1983. Questi nuovi elementi e sviluppi aprono nuove prospettive nel tentativo di risolvere un mistero che continua a sollevare interrogativi e stimolare l'interesse degli investigatori e del pubblico. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.